Buongiorno. La conferenza di Antonio Alberto Semi, cui stiamo per assistere, è una tra le numerose iniziative organizzate anche quest'anno dall'Ateneo Veneto in occasione del Giorno della Memoria. Questa in particolare è stata promossa dagli psicoanalisti del Centro Veneto di Psicoanalisi che sono contemporaneamente membri dell'Ateneo Veneto. Roberta Guarnieri, Celestina Pezzola, Antonio Alberto Semi ed io che sono Patrizio Campanini. Siamo convinti che ognuno debba interrogarsi a partire da chi è, da ciò che è e dalle competenze che ha e fare la sua parte perché l'orrore non venga dimenticato e non si ripeta. Per questo nostro incontro è patrocinato dal Centro Veneto di Psicoanalisi che è ospitato dall'Ateneo che ringrazio. Presento il nostro oratore. Semi è psicoanalista, membro ordinario con funzioni di training della Società Psicoanalitica Italiana e dell'International Psychoanalytic Association. Autore di innumerevoli libri e saggi pubblicati in diverse lingue, è stato presidente dell'Ateneo Veneto. È stato altresì direttore della rivista di psicoanalisi e presidente del Centro Veneto di Psicoanalisi. Due parole prima di dargli il compito di fare la sua conferenza. Giorni fa, pensando a questo appuntamento, mi sono soffermato su un'intervista che è comparsa sulla Repubblica a Lia Levi, che è una scrittrice 89enne, che da bambina ha dovuto affrontare la persecuzione razziale. Il titolo del pezzo, che riprende sue parole, dice «Lottare sempre per non tradire la memoria» e il sottotitolo «Bisogna difendere la democrazia arrivando un minuto prima, non un minuto dopo». Ad un certo punto della sua vita, Lia Levi decide di scrivere, essendosi fino allora, come racconta lei stessa, frenata nel farlo. Per un senso, dice, di rimorso per aver vissuto la tragedia della sua gente nell'incoscienza infantile. Nell'intervista le viene chiesto cosa l'ha indotta a scrivere, cosa era cambiato. Ha inciso, dice, soprattutto l'indignazione per un atteggiamento politico privo di memoria. Mi resi conto che l'Italia si metteva dalla parte delle vittime, dimenticando che eravamo stati dalla parte dei complici. Le viene poi posta un'altra domanda: il razzismo secondo lei sta riaffiorando? E dice: oggi riguarda soprattutto gli stranieri, ma è sempre esistito, è un male dell'umanità. Allora però era lo Stato ad essere razzista, una grande differenza. E questo, aggiungerei, che fa della Shoah il male assoluto, l'aver organizzato lo Stato per perseguire un genocidio, l'eliminazione programmata, totale e assoluta di una parte dell'umanità. Di fronte alla possibilità che nelle leggi dello Stato si insini, mascherato o camuffato da motivazioni supposte legittime, il razzismo, ancorché strisciante, non è possibile smettere di essere vigilanti. Per questo è necessario interrogarci, come faremo anche oggi, ascoltando la conferenza di Alberto Semi, 4 idee sull'origine del razzismo, che è una ripresa della conferenza che egli ha tenuto nei giorni scorsi alla Casa della Cultura di Milano in collaborazione con il Centro Milanese di Psicoanalisi. 4 idee sull'origine del razzismo, che ci mostreranno come questa origine sia profondamente radicata in noi, tutti noi, giacché la ritroviamo nel nostro stesso modo di crescere e di apprendere a distinguerci come individui. La parola è ad Alberto Semi. Grazie. Io devo dire subito che appunto già il titolo 4 idee sull'origine del razzismo
è un titolo che dice la mia difficoltà. È un tema difficile e io ho scelto di parlarvene avvicinandomi a questo tema, di parlarvi proprio passando per vicende personali o per piccoli episodi concreti. In realtà mi sono accorto di aver fatto di tutto per allontanarmi anche materialmente da questi temi, approfittando di altri impegni che mi ero assunto, trovando 1000 piccole incombenze da assolvere, avvertendo l'urgenza di andare a riguardare testi di autori che magari da parecchio tempo non frequentavo e alla fine mettendomi davanti al monitor del computer con la sensazione di non avere alcunché da dire e quindi da scrivere, per cui passavo alla lettura per esempio delle mail che nel frattempo arrivavano, oppure mi mettevo a rispondere a cose, a richieste di un tempo indietro. A un certo momento i tempi cominciavano a essere stretti e allora ho pensato chiaramente che era stata una stupidaggine da parte mia accettare l'invito di fare questa relazione e questa rabbia che saltava fuori dentro di me è una rabbia anche che si rivolgeva a chi mi aveva invitato, anziché lasciarmi in pace, evitando di chiedermi un impegno che comunque l'invitante avrebbe potuto pensare che fosse gravoso. Il tutto può sembrare abbastanza abituale, nel senso che tutti noi davanti a un compito, alla richiesta di un compito, cerchiamo di scansarci spesso, ma e io stesso, che ho una lunga abitudine con me stesso, mi stupivo abbastanza poco, perché so che quando devo scrivere qualcosa la mia abitudine è quella, per così dire, di scrivermela prima in testa, di averla tutta presente in testa, sicché poi dopo mi metto alla tastiera e faccio poca fatica. Semmai perdo tempo a rimettere in ordine, ma non a rifare proprio il testo. Questa volta invece non mi compariva in testo né sovrappensiero né al mattino un qualcosa che avesse un filo, un senso, cioè che quindi avevo proprio la sensazione di non avere nulla da scrivere e man mano mi accorgevo di una ostilità appunto nei riguardi del compito. Sono arrivato perfino a leggermi uno splendido libretto di Silvia Vegeti Finzi, del quale colgo l'occasione per fare un piccolo spot pubblicitario. Se non l'avete letto, precipitatevi in libreria a prendere Una bambina senza stella, pubblicato da Rizzoli 5-6 anni fa. È un piccolo capolavoro con una doppia storia intrecciata, quello di una bambina che attraversa la guerra e la tragedia del razzismo antisemita e quella di un'adulta che si rivede e rilegge la propria vicenda anni dopo. Tutte e due le storie sono vere e false contemporaneamente, nel senso che la loro profonda autenticità sta nel mezzo, cioè sta nella relazione che il lettore deve potersi ricostruire tra queste due versioni della stessa storia. Ma, ahimè, ripensandoci, anche a rileggere questo libro serviva a perdere tempo. Finché accidenti mi sono detto che proprio questa difficoltà era quella che mi doveva poter guidare ad affrontare questo tema. Non avrebbe avuto senso parlarvi di questo pasticcio personale di cose se non per indicarvi da un lato quanto questo tema avesse provocato dentro di me una ripulsa, dall'altro che proprio questa ripulsa andava affrontata e analizzata, se possibile, con una certa franchezza. Cosa mi pesava dunque? Il tema, la mia reazione emotiva, il tema, la mia opposizione di fatto a far tesoro di questa reazione per poter ammettere che in effetti anch'io potrei essere, e forse un po' sono, razzista, o che le potenzialità razzistiche ci sono sempre, ma non è simpatico osservarle. A questo punto mi è giunta in soccorso vedrete ambiguo, la lettura di una recensione sul Domenicale del Sole 24 Ore di 10 gennaio scorso, quindi poco tempo fa. Una recensione a un libro di Levinas intitolata Alla difficile ricerca delle donne di Levinas.
La recensione ampia era corredata da una piccola fotografia del filosofo con la seguente didascalia in grassetto: ebreo lituano, e sotto, in caratteri normali, Emmanuel Levinas. Avrò forse anche una particolare sensibilità, ma mi è venuto da pensare che l'ignoto impaginatore avrebbe anche potuto scrivere wanted o qualcosa di peggio invece che in inglese in lingua tedesca, e che forse un giornale tedesco non avrebbe potuto scrivere Jude sotto la foto, perché la cosa sarebbe immediatamente risaltata. Ho pensato anche comunque che qualcosa era sfuggito, che l'impaginatore non se n'era reso conto, intendo dire nessuna colpa cosciente da parte sua, ma un autentico brivido e una sensazione di indignazione da parte mia. E un ricordo anche, perché molti anni fa un mio supervisore, quindi decenni fa, col quale avevamo in precedenza discusso dell'esplosione di antisemitismo di un mio paziente, mi aveva aperto un giorno la porta mostrandomi la pagina di un giornale milanese dove campeggiava il titolo di un articolo a tutta pagina. Il titolo era "Calabrese uccide la moglie". E il collega mi disse, a proposito di razzismo: questo però non suscita indignazione. Mi ricordo che rimasi colpito e anche grato di questa annotazione, perché avevo pensato che in effetti anch'io avevo spesso letto titoli di questo genere e ci ero passato sopra non notando la cosa. E mi ero chiesto allora se davvero non notassi queste cose e cosa implicava questa mia eventuale disattenzione. Che ora mi tornasse in mente questo ricordo aveva il suo significato, cioè non avevo ragione di indignarmi adesso per quella scritta ebreo-lituano, e forse fu non solo per compensare questo sentimento sgradevole che mi tornò in mente un altro ricordo. Nel 1988, quindi parecchi anni fa, quando uscì il primo volume del mio trattato di psicoanalisi, il Gazzettino di Venezia gli dedicò una pagina intera, e allora una mia vicina di casa, che con le sue finestre guardava sul mio giardino, mi chiamò per farmi le congratulazioni e mi calò con un cestino un piatto di sfoggi in saor, sogliole in saor, che aveva preparato per me. Un piatto inusuale e festivo, un vero regalo, perché in genere il saor, come sapete, si fa con pesce azzurro di basso costo, è un piatto di poveri e almeno originariamente per poveri. Adesso è cambiata la cosa. La signora aggiunse che aveva saputo che apprezzavo la cucina veneziana anche se non ero veneziano. Ora, io sono nato a Venezia e sempre ci ho vissuto, ma per lei non ero veneziano perché aveva saputo che i miei erano arrivati a Venezia solo dopo la Grande Guerra. Dunque, 70 anni di vita a Venezia non bastavano per la signora per considerare la mia famiglia come veneziana e conseguentemente anche me come veneziano. Mi stimava, mi voleva a suo modo bene, ma chiarendo che, come dire, ero di una pasta diversa dalla sua. Ecco, adesso cerchiamo di ragionare un po' su questi piccoli episodi. In tutti questi casi si passava sopra le caratteristiche individuali e si indicava in qualche modo come fattore causale preponderante un supposto carattere di gruppo. Naturalmente tra questi episodi ci sono notevoli differenze, perché in quello dell'anonimo calabrese, diciamo, era palese e cosciente l'osservazione della componente razzistica, mentre nel primo, quello di Levinas, no. Non solo, la faccenda del calabrese era collegata a un'azione evidentemente condannabile, un omicidio, mentre il regalo del piatto veneziano era anzi collegato a un apprezzamento. Ma in ogni caso quel che veniva messo in evidenza era una differenza. Il calabrese non è milanese, il dottor Semi non è veneziano. Che bisogno c'era, mi sono chiesto più tardi, di sottolineare questa differenza? Come mai questa differenza non era, come dire, individualizzata, legata a mie caratteristiche, ma anzi segnalava che le caratteristiche individuali c'entravano poco, o peggio, dovevano entrarci poco
o per niente. Dunque, se mi è permesso estrapolare da 3 episodi così minuscoli a paragone della dimensione della tragedia del razzismo ieri e oggi, sto indicando 2 caratteristiche del razzismo. La prima è che c'è una supposta rilevazione di una differenza importante, qualificante. La seconda è la prevalenza di caratteristiche attribuite a un gruppo sulle caratteristiche proprie di un individuo. Sono prevalenti le caratteristiche di gruppo. Un passo ulteriore può essere quello di supporre che la seconda caratteristica, appunto questa del gruppo, abbia precisamente la funzione di far sparire l'individuo o perlomeno di collocarlo in secondo piano. Si pensa di riconoscere, insomma, nell'altro, oggetto della nostra attenzione, un qualcosa di differente, ma non di individuale, il che impedisce di fatto una condivisione o una identificazione che consente la realizzazione del desiderio, inconscio o preconscio, di non identificarsi con l'altro come persona intera. L'identificazione. L'identificazione, vedete, è un meccanismo psichico del quale non viene, secondo me, mai abbastanza sottolineata la problematicità. Da un lato, infatti, l'identificazione è necessaria per conoscere, per svilupparsi, per acquisire delle capacità, per sviluppare le proprie facoltà. E questo lungo tutto l'arco della vita, da quando si è nati fino agli ultimi anni di vita. Dall'altro però la identificazione rischia sempre di farci sentire il brivido della alienazione, cioè di poterci sì consentire di essere l'altro, ma anche al prezzo temuto di non poter più essere noi stessi. E alla fine di un processo maturativo, solamente alla fine, bisogna riconoscere di poter essere se stessi solo se riconosciamo che siamo anche costituiti dall'effetto di tante e importanti identificazioni. Le vicende che portano a questo riconoscimento maturo, che può essere gioioso ma anche con componenti dolorose, sono diverse queste vicende per ciascuno di noi e quindi sono alla base della nostra soggettività. Ognuno si fa la propria strada. E se ci pensiamo, quando viene esaltata e indebitamente sottolineata la differenza tra noi e qualcun altro, viene negata invece e anzi denegata in primo luogo una comunanza, cioè quella costituita dal fatto che tutti siamo dovuti passare e passiamo attraverso questo gioco di identificazione, tutte le persone. Perciò, per taluni, sembra funzionare bene l'implicita tendenza al razzismo di togliere le caratteristiche personali e di attribuire una negativa alterità a qualcos'altro, a un gruppo, a un'etnia, a una cultura. L'altro non è uno della mia stessa pasta, come si vedeva prima, è uno che appartiene a una pasta diversa, con la quale non solo non voglio, ma nemmeno potrei identificarmi. E così, in un certo modo, salvo la coscienza e la fedeltà alle mie appartenenze. Questo atteggiamento sta forse dietro al comune atteggiamento antisemita che consiste nell'affermare di non aversela col singolo ebreo, anzi di avere svariati amici ebrei. Però poi Gentile, per esempio, il grande filosofo, firmò le leggi razziali, ma stimando molto alcuni colleghi ebrei, anzi cercò di aiutarli quando dovettero scappare, e così via. È forse anche sulla base di questa constatazione che Freud afferma, in un famoso saggio del 1915 sulle pulsioni, che l'oggetto nasce nell'odio. Perché a fronte della fortissima esigenza narcisistica di essere e di essere se stessi, quindi di essere vitali, funzionanti, completi, perfino l'adulto che soccorre il neonato in stato di bisogno appare al neonato come qualcuno che si può garantire l'esperienza di soddisfacimento, ma anche e contemporaneamente sottolinea con la sua sola esistenza e presenza la limitatezza comunque sia del singolo essere umano, che sta investendo tutto sulla capacità di vivere. Quindi
da questo punto di vista, notate, è il problema proprio della esistenza che viene messa in discussione dalla identificazione primaria. La mamma che parla al suo piccolino, lo carezza col suono delle sue parole, ma anche gli impone inevitabilmente le regole del linguaggio e della lingua data. Regole delle quali il neonato non può far altro che impadronirsi, subendole, ma che allo stesso tempo lo fanno essere diverso da quel se stesso che era poco prima e gli dimostrano comunque di dover riconoscere la dipendenza dall'altro. Dipende, come sappiamo, dall'equilibrio tra questa ferita narcisistica primaria e l'esperienza di soddisfazione, la possibilità non solo di essere felicemente l'altro, di poterci identificare, ma anche di poterlo pensare, cioè, come diciamo noi in modo, secondo me, poco simpatico, di costituirlo come oggetto del pensiero. Insomma, sto cercando di far notare l'intollerabilità di identificarci con quell'altro che ci ferisce, che potrebbe perfino farci sparire, che perciò possiamo giustamente, tra virgolette, odiare. Ho accennato poco fa al fatto che chi rifiuta la possibilità di identificazione con un altro ritenuto diverso può accadere che senta così salvata la fedeltà alle proprie appartenenze. Richiamo ora questo perché questo implica la possibilità di conflitto e di un conflitto terribile, sanguinoso letteralmente, tra conseguenze diverse del medesimo processo di identificazione. Ci sono tante identificazioni e le cosiddette appartenenze altro non sono che sentimenti spesso assai intensi conseguenti all'identificazione con propri particolari oggetti. E queste identificazioni inconsce, badate, sono così importanti e forti da conquistare in qualche misura la coscienza, anche se mai attraverso le immagini originali, e da essere sentite non solo come sintoniche col proprio essere, ma come fondamentali parametri per esistere, ancora prima che per agire, anche se poi di fatto vengono usati per il proprio agire. Occorre insomma tener conto del fatto che le identificazioni sono sempre multiple e che tra di esse possono suscitarsi o tramite esse possono manifestarsi dei conflitti gravi. Insomma, una situazione psichica complessa, come è complesso l'essere umano. È una situazione anche drammatica se è vero che certe identificazioni sono sentite come condizioni per esistere e quindi in caso di conflitti l'hanno sempre vinta. La tragedia bosniaca è anche una conseguenza di ciò. Accidenti. Qui mi domando dove sono finito. Dagli sfoggi in Saur, da Levinas, da un anonimo assassino sono arrivato alle origini della vita psichica di ognuno di noi e poi perfino alla Bosnia. Insomma, vi sto chiedendo, è così profonda, così arcaica la radice del razzismo? Non penso, badate, che un fenomeno complesso come il razzismo si possa esaurire spiegandolo solo come ho fatto, però penso che questa radice vada tenuta in debito conto, perché è comune a tutta l'umanità e perché tenerla presente ci mette in guardia da possibili delusioni. Sono necessarie importanti misure culturali, economiche, sociali, politiche per disincentivare il razzismo, ma la profonda e poco visibile radice che ho indicato può continuare a spingere per manifestarsi in forme dirette. Quindi c'è sempre il rischio che risalti fuori nonostante tutta la buona volontà delle misure che si mettono in atto. E se questa radice si genera all'alba dell'essere umano, occorre un lungo lavoro di generazioni per poterla rendere inoffensiva o anche utile, cioè per consentire a livello numericamente significativo e perciò socialmente rilevante una declinazione psichica che favorisca l'apprezzamento dell'alterità come fonte di ricchezza. Avendo evocato l'importanza anche quantitativa numerica del fenomeno, lasciatemi fare adesso un salto dalla profondità delle origini psichiche del razzismo all'attualità.
Premetto ovviamente che per chi come me ha una certa età, come si vede dal colore dei capelli, il ritorno in scena di atti e comportamenti e proposizioni razziste costituisce, anche se non credo di essermi mai fatto soverchie illusioni circa un possibile superamento definitivo del razzismo, ma comunque questa ricomparsa è un'amarissima constatazione, una amara e quotidiana constatazione. Quando leggo che il Ministero degli Interni tedesco segnala che nella prima metà del 2020 ci sono stati nella sola Berlino 410 incidenti antisemiti e episodi tali da aver richiesto l'impiego della polizia, non posso che agghiacciarmi. Non ho i dati italiani, ma temo che non siano molto dissimili, anche se penso che almeno per ora gli episodi razzistici in Italia siano un po' diversi, nel senso che solo in piccola parte sono episodi legati all'antisemitismo. Quest'ultima precisazione merita qualche considerazione che cercherò di sintetizzare. Credo che sia sempre importante sottolineare la specificità dell'antisemitismo e conseguentemente della Shoah rispetto al fenomeno generale del razzismo, ma ciò non tanto per indicare qualche particolarità delle vittime ebree rispetto alle altre, le vittime sempre vittime sono, quanto invece per sottolineare che l'antisemitismo è una malattia specifica della nostra cultura, una malattia prima europea e poi occidentale in genere. Non si tratta perciò, a mio parere, tanto o solo di chiedere scusa, come si usa dire agli ebrei, quanto di cercare di capire come e perché nella nostra cultura abbia potuto crescere e svilupparsi una simile tendenza, fino a trasformarsi in un progetto razionale e scientifico di annientamento. Ci stiamo pensando, man mano ci si sta pensando, ma non ne siamo ancora venuti a capo in modo almeno un po' soddisfacente. E penso per questo che siano sì utili le visite al lager di Auschwitz, ma che sarebbero ancora più utili ricerche e comprensioni estese anche socialmente, sul fenomeno dell'antisemitismo in Europa. Anche se mi permetto a questo proposito di tornare sulla segnalata ambiguità del meccanismo dell'identificazione e su una possibile controindicazione di quello che ho appena auspicato, perché studiare e cercare di comprendere il fascismo e il nazismo implica anche l'identificazione con l'oggetto di studio, che si voglia o no. È molto importante, badate, che uno studioso o uno studente abbiano la capacità di identificarsi, ma anche quella di disidentificarsi col proprio oggetto di studio, perché è importante identificarsi per poterlo comprendere, ma disidentificarsi per poterlo osservare. Se non che, siccome si tratta di un meccanismo psichico inconscio, non abbiamo grandi possibilità di padroneggiare il processo. E allora dobbiamo chiederci, possiamo correre o a quali condizioni possiamo correre il rischio che avvenga solo la prima parte di questo processo, cioè che ci si identifichi ma non ci si disidentifichi? È una domanda che lascio qui, ma sulla quale credo dovremmo riflettere, anche perché si tratta di un rischio che comunque in qualche modo verrà corso, perché né la ricerca né l'identificazione possono essere né fermate né limitate. E allora torniamo a noi. Sono partito dunque da piccoli esempi di psicopatologia della vita quotidiana, ancora prima della mia difficoltà di cercare di mettere a fuoco il problema indicato dal titolo di questa relazione. Sono poi passato all'indicazione delle vicissitudini e dei problemi legati alla inevitabilità dell'uso per di più inconscio dell'identificazione per giungere a mettere in evidenza la complessità delle potenzialità identificatorie inaugurali della vita psichica umana, e saltando poi all'attuale diffusione di atti razzisti. È una situazione certamente sgradevole e dal punto di vista del sistema conscio è certamente comprensibile che uno, io nella fattispecie, cerchi di astrarsene o di distrarsene. Ma la domanda che è agli inizi
di questa relazione, era davvero solo questo alla base della mia tendenza a evitare di riflettere un attimo su quello che volevo dirvi? O non c'era forse anche una tendenza difensiva dal desiderio, badate, dal desiderio inaccettabile di essere anch'io un po' finalmente e liberamente razzista? Perché, come ho accennato più sopra, la soluzione razzista è una soluzione economica al problema del confronto con l'altro, con gli altri. Ed è una soluzione economica perché consente un diretto scarico di una quantità di energia psichica altrimenti destinata a essere compressa e necessariamente deviata su altri e più indiretti scopi. Forse una prospettiva di soluzione a questo dilemma circa la temibile e abborrita inevitabilità di una propria componente razzista ci viene indicata dall'uso delle storielle ebraiche sugli ebrei stessi. Sapete, tra gli ebrei c'è questa abitudine abbastanza diffusa di raccontarsi delle barzellette sugli ebrei, e tra l'altro il libro sul moto di spirito scritto da Freud è pieno di esempi di questo genere. Queste storielle in genere hanno un grande successo tra gli ebrei, provocano grandi risate, ma provocano tutta un'altra reazione, ovviamente, se vengono raccontate da un non ebreo, subito qualificato come antisemita. Perché nel primo caso, cioè raccontata da un ebreo, implicano l'ammissione e anche l'evidenza dell'assurdità e della intollerabilità di un proprio antisemitismo, pure esistente. Mentre nel secondo caso manca la dimensione autocritica relativa al proprio sentimento di appartenenza. Non dico niente di nuovo, lo so, sorridere di se stessi è sempre stato un modo per affrontare più umanamente le situazioni di conflitto interiore. Però è un buon inizio, se ce lo possiamo permettere. Stavo quasi per concludere qui, quando un pensiero disturbante mi è passato per la testa. Gli esempi che ho portato si riferiscono a pensieri, detti o scritti. Ma è sufficiente il rilievo delle loro caratteristiche per poter parlare di razzismo? Oppure dobbiamo ritenere che il razzismo vero e proprio sia quello che implica un'azione? E in questo senso, come mai o come si può spiegare il passaggio da un pensiero, il pensiero è un'azione di prova, ce lo diceva già Freud, da un'azione di prova come il pensiero a un'azione vera e propria, per lo più e per di più fortemente aggressiva. Non mi soffermo a analizzare questo problema e quello sotteso del passaggio all'azione in genere. Mi limito solo a indicare un altro fenomeno, questa volta sociale, quello che in linguaggio corrente viene definito come sdoganamento. Si tratta di un fenomeno che in questi ultimi 30 anni ha avuto una grande diffusione e che apparentemente ha a che fare con l'acquisizione della libertà di parola in un ambito sociale e democratico consolidato. Ebbene, mi sembra lecito chiedermi se lo sdoganamento non sia il fenomeno sociale, per lo più verbale, che facilita l'azione razzista. È un interrogativo questo che ha delle implicazioni, me ne rendo conto, giuridiche, politiche, umane, e su queste non mi soffermo, ma credo che abbia a che fare con l'esitazione mia ad affrontare oggi questi argomenti. In psicoanalisi, vedete, la libertà di parola è sacra, è la base del nostro lavoro, ma lo è all'interno di un quadro, lo chiamiamo di un setting, che la qualifica. Lì è possibile dire tutto quello che passa per la testa. Allora termino con una domanda che mi rivolgo e che vi rivolgo. Quale setting, quale assetto, quale quadro sarebbe necessario a livello sociale per consentire una libertà di parola finalizzata a mettere a fuoco un pensiero, anziché essere una libertà che consente di tollerare di mettere a fuoco degli esseri umani? Grazie della vostra attenzione. Quest'ultima domanda è solo l'ultima di una lunga serie che, ascoltando Alberto Semi, sicuramente vorremmo porgli. Non ci sono le circostanze per farlo in questo momento, sicuramente non mancheranno in altri,
e quindi non possiamo che ringraziarlo, ringraziare l'Ateneo Veneto, il Centro Veneto di Psicoanalisi e congedarci da voi. Arrivederci. Grazie, arrivederci.